Un saluto a voi tutti amici, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il meteo. Come previsto è arrivato il caldo sul nostro territorio, però le cose potrebbero cambiare un pochettino in vista del weekend, specialmente domenica. Ma iniziamo con la mappa del suolo prevista per sabato pomeriggio, che ci fa vedere con quelle linee a ridosso delle Alpi, in particolare tra Francia ed Alpi, un fronte in arrivo. L'alta pressione è confinata un po' sull'Europa orientale e appunto questo fronte a ridosso delle Alpi potrebbe portare dei cambiamenti del tempo. Ma iniziamo con la giornata di sabato dicendo che avremo una mattinata tranquilla, temperature calde, quindi sarà una giornata prettamente estiva. Nel pomeriggio però potrebbero esserci dei temporali sulle zone montuose che localmente potrebbero debordare su alcune zone pianeggianti, fenomeni anche localmente forti, ma il grosso dell'instabilità, se verrà confermata ovviamente questa linea di tendenza, interesserà la domenica, quando potrebbero esserci dei temporali diffusi su gran parte della regione. Sottolineiamolo subito, se verrà confermata questa linea di tendenza potrebbero esserci dei fenomeni localmente molto intensi, quindi molta attenzione a causa dell'accumulo di energia che c'è stato nei giorni precedenti per il caldo e il contrasto con l'aria fredda in ingresso. Quindi domenica potrebbero esserci dei fenomeni molto forti con calo delle temperature e inizio della nuova settimana vivremo un clima senza dubbio più piacevole per il nostro corpo. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon weekend e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.